Allora, signor Presidente della Regione, Assessore, colleghi parlamentari, io penso che se il Presidente della Regione e questo Governo avessero affrontato le emergenze siciliane come il Presidente della Regione ha fatto per i cavalli di Amelia, quei famosi milioni, tanti milioni Amelia, quei famosi milioni, tantissimi, io ho perso il conto se erano 5, 7, 8, quelli che erano, o i 14 milioni per i borghi rurali costruiti all'epoca del fascismo, se avesse affrontato tutte le questioni in questo modo, io penso che oggi faremmo contenti tutti a figuccia e diremmo che bravo il Presidente della Regione. Nella sua relazione lei interviene e illustra una Sicilia che non c'è, l'isola che non c'è. È come se lei, Presidente, fosse stato per 30 mesi in lockdown. Io penso che il suo lockdown dura da 30 mesi. Dura da 30 mesi perché non è uscito, non c'è andato in giro per la Sicilia, perché se fosse uscito in giro per la Sicilia lei avrebbe visto quanta immondizia c'è per le strade, quanta immondizia c'è fuori dai centri urbani, quanta immondizia esiste nelle campagne, in che stato è ridotto il demanio, in che stato è ridotto il territorio, il turismo che non esiste perché è come se fosse ormai latitanze e così via. Lei aveva preannunziato una serie di riforme. Le riforme non si fanno presentando disegni di legge. Voi avete la maggioranza in Commissione e in Aula. Voi non siete riusciti a portare una di queste riforme neanche in Aula. Avete preannunziato la riforma per i consorzi di bonifica. Ancora non è uscita dalla Commissione. Voi, perché la responsabilità è tutta vostra, non siete riusciti a farlo uscire in 3 anni dalla Commissione. Avete preannunziato la riforma per le politiche forestali. Voi non siete riusciti a far uscire neanche dalla Commissione una riforma per la forestazione. Lei è intervenuto più volte parlando della politica per la casa, gli ACP, una politica innovativa. Questo rappresenta l'ennesima vergogna del suo governo e della sua grandissima demagogia. Avete ristabilito i vecchi consigli di amministrazione. Io le porterò a fine mandato quanto questa sua scelta farà lievitare i costi degli ACP. Ogni ACP di ogni provincia dovrà pagare un presidente dello ACP, un vicepresidente e il consiglio di amministrazione più i costi. Poi faremo i conti alla fine e questo non è nient'altro che una scelta preistorica. C'è la soluzione e l'innovazione per la politica della casa e i consigli di amministrazione, proprio antico, più che antico. Quindi noi siamo e servizi ovviamente zeri perché soldi non ce ne, ma su questo poi ci ritorneremo. Non avete fatto in 3 anni una riforma per i beni culturali a tal punto che lo sta facendo la Commissione. Non avete fatto una riforma dell'amministrazione regionale, mi senta bene, e della dirigenza. Io sono convinto che lei, glielo dico oggi, si deve mettere a correre per presentare una riforma per la dirigenza da ieri. E sono convinto che a progresso, io intanto oggi ho presentato un disegno di legge sulla riforma della dirigenza, ma io penso che lei si deve mettere a correre per il bene suo e per il bene della sua giunta, perché le responsabilità, si senta bene, perché le responsabilità di tipo economiche e di tipo contabili sono pesanti, quindi occhio su questo, ma sono convinto che su questo correrà e correrà velocemente. Non esiste un progetto per le portualità turistiche, noi abbiamo l'ultimo progetto di portualità risale al 2006, abbiamo le isole, abbiamo le coste, non abbiamo un progetto strategico sui porti, non solo. E dove avevamo i finanziamenti, a proposito di questo faccio mio un intervento di Arancio, a cui va un nostro saluto perché purtroppo non è potuto essere presente per motivi di salute, ha affidato a me il compito di ricordare che a Gela non possono essere tolti 111 milioni di euro
che erano previsti per il porto di Gela, che è anche turistico. Il turismo non si fa copiando i loghi, il turismo si fa con queste azioni. Il turismo si fa facendo le realizzazioni, il turismo si fa con cose concrete, come allora avevano fatto i predecessori di questo, coloro che avevano preceduto gli attuali e passati assessori. Quindi, caro Presidente, sulla salute, io l'ho lasciato per ultimo e vado alle conclusioni. Io penso che la gestione della salute, la gestione del Covid abbia rappresentato il fallimento del modello Musumeci e il fallimento del modello Razza, dove avete costruito una falsa soluzione a quello che era l'emergenza sanitaria, quando noi per fortuna e grazie a Dio non abbiamo avuto una vera e propria emergenza. Voi avete permesso che il sistema sanitario che avete messo su non ha fatto fare tamponi e non ha ricoverato persone quando andavano ricoverate e sono morte, e dove la magistratura vi chiederà conto e ragione su questo, ovviamente al sistema sanitario che voi avete messo su. Ma il tempo è galantuomo e su questo ci ritorneremo con ulteriori elementi, perché io confido molto sulla magistratura. Così come quello che abbiamo visto con la quarantena extra large. Che vergogna! Gli slogan, quello che diceva bene Cracolici prima, la cultura dell'io, qui non entra nessuno, qui non viene nessuno, chi viene qui poi deve fare dopo la quarantena deve fare il tampone. Avete lasciato persone per 40 giorni aspettare l'esito del tampone e lo sanno i siciliani, questo lo ricordano. Qui interverranno i suoi cortigiani, così come allora disse lei a me durante, no, abbiamo tutte e due buona memoria, durante un intervento a difesa, dopo di me interverranno i suoi cortigiani che le diranno quanto è bello e quanto è bravo. Però i siciliani queste cose non le dimenticano, così come l'incapacità di approvvigionare i reagenti, il DP, tutto avete rappresentato, e lì Razza è stato bravo, ha rappresentato il fallimento della politica sanitaria siciliana. Non mi parli di Ragusa, lei non ha fatto nulla su Ragusa, ma anche l'ha citato, una vergogna. Crocetta quell'ospedale l'ha finanziato, Crocetta, il governo Crocetta, poi ci fu un problema tecnico e voi l'avete inaugurato. Deve parlare di cose serie, noi siamo stati amministratori, ma come si può soffermare sul banale? L'inaugurazione è una cosa banale. Io mi auguro di poter riconoscere alla fine del mandato cose concrete, lo andremo a vedere. E poi il balletto dei dati positivi, proprio lì ha dimostrato anche la superficialità, avete dimostrato la superficialità e il pressappochismo. Ma lo sa dove si legge, e veramente concludo, i dati, dove si legge il fallimento della politica di Razza? In tutta la Sicilia, in tutti i pronto soccorsi, la gente aspetta decine di ore, decine no, fino a 10 ore sì, 8 ore, 9 ore, 7 ore nei pronto soccorsi, e dopo 3 anni questo è il vostro modello? Questo è il modello Musumeci? Questo è il modello Razza? 3 anni sono passati, oggi la Sicilia è questa, domani faremo, vedremo, non lo sappiamo, ma oggi è questo. Concludo. Lei ha concluso il suo intervento chiedendoci una collaborazione, ma veda, lei purtroppo ha atteggiamenti diversi. Prima viene qua e ci insulta, non partecipa. I palazzi si interesseranno di voi, ed è finita che i palazzi sono interessati di lei, porta anche male un pochino su questo, sì. I palazzi, non se lo ricorda, e poi me lo ricordo io, non si preoccupi che è successo qua. I palazzi si interesseranno di voi, tutte queste belle cose, e si sono interessati di voi. Quindi noi ci siamo stati e ci siamo stati molto in maniera costruttiva. Lei ha fatto di tutto per rompere qualsiasi tipo di dialogo e di rapporto, perché davvero è inadeguato a fare il ruolo di Presidente della Regione. Lei è stato sicuramente un bravo Presidente della provincia, cose diverse, ma come Presidente della Regione sta dimostrando di valere poco più di zero.